Fabio Rovrena per Bepi TV. Mister, qual è il fattore che più ha portato la sua squadra a incassare questa pesante sconfitta? Ma allora, pesante, sì, abbiamo preso 3 gol. Io la squadra gli faccio i miei complimenti perché è venuta qua a Legnano e ha giocato bene, quindi io sono contento della squadra. Potevamo fare qualcosina di più a livello di gol, però nulla da dire con l'impegno e con il sacrificio che hanno messo. Alla fine di questo girone d'andata, quali sono gli aspetti che dovete migliorare per centrare la salvezza? Gli aspetti sono di tutti a fare gol, perché noi facciamo fatica a fare gol, quindi a finalizzare. Da parte della società, da inizio stagione siamo in linea con la società, nel senso che vogliono raggiungere una salvezza tranquilla. Ci è mancato qualche punto, questo è vero, però non vedo particolari problemi se giocano ed entrano come hanno fatto oggi. Mister, grazie e buona fortuna per il resto della stagione. Per Gianluca Porro per Bepi TV. Mister, quali sono le sensazioni soprattutto sulla prestazione di quest'oggi? Sono sensazioni senz'altro positive perché è chiaro che aver fatto 3 risultati e 7 punti in 3 partite ci porta a questa sosta con delle iniezioni di fiducia molto molto importanti. In un'analisi lucida, senza dubbio, è mio compito anche dover vedere dove certe cose non hanno funzionato, dove abbiamo dovuto portare delle correzioni, però credo che sia importantissimo il fatto che siano state recepite e poi messe in pratica dal gruppo e dalla squadra durante la gara, perché è una gara che ci ha visto in difficoltà sulla gestione della loro manovra e sulla gestione della nostra costruzione di gioco, però nel corso della partita abbiamo aggiustato alcune cose e penso che alla fine abbiamo legittimato il risultato soprattutto da un punto di vista di mentalità, di concretezza e di cosa che è risuccessa per la terza volta, e questo è un gran segnale di voglia di portare in fondo un risultato. Con lei in panchina la squadra dà l'impressione di essere in crescita, di essere un bel gruppo, e quindi che girone di ritorno dobbiamo aspettarci dalla sua squadra? È un girone di ritorno di combattenti, perché se non siamo questo non riusciremo ad andare in fondo. Io invece credo che abbiano dimostrato la voglia di essere questo, i ragazzi, e il lavoro che dovremo fare sarà senz'altro su tante altre componenti, la fluidità di manovra, le finalizzazioni, l'ordine, però come ho detto a loro, quando costruisci dei palazzi devi mettere delle fondamenta solide. Le nostre fondamenta solide in questo momento sono una gran voglia da parte loro di stare attaccati a quello che facciamo e di portarlo poi in campo, cercando di migliorarlo ogni volta e di consolidarlo ogni volta. E questo mini ciclo che ci ha portato a questa sosta, da questo punto di vista ha dato delle risposte molto molto positive. Mister, buona fortuna per il resto della stagione. Grazie a voi e a tutti.